Salve a tutti, siamo nello studio di Vicenza Più TV e vi presento subito i nostri ospiti. Io sono Coviello, direttore di questa testata, e i nostri ospiti sono, dalla mia sinistra, Luca Canale. Buonasera. Socio della Banca Popolare di Vicenza, purtroppo, e poi l'avvocato Fulvio Cavallari. Buonasera. Responsabile di Adusbef Veneto, e Patrizio Miatello. Buonasera direttore, buonasera a tutti. E lui è presidente dell'associazione Zerino Terzo da Onara. Questo è il primo di una serie di incontri che vogliamo organizzare per spiegare nel modo migliore possibile quella che è la situazione attuale dei possibili, usiamo il termine che si usa adesso, anche se qualcuno lo contesta, ma vogliamo andare a usare ristori, quindi di vedere a che punto è l'azione del governo e del Parlamento per consentire ai soci vittime delle 2 banche popolari venete e delle 4 banche risolte, quindi Banca Etruria, Banca Marche, Carichieri e Carife, di poter rientrare dei soldi affidati improvvidamente a queste 6 banche. Parliamo di queste 6 banche perché sono quelle che rientrano nel perimetro della legge 205, che è stata approvata in Parlamento il 27 dicembre del 2017 su proposta di esponenti del PD, così ricostruiamo la verità, ma è stata votata all'unanimità da tutto il Parlamento allora in carica. Questa legge, così vi individuiamo anche il percorso, poi parleremo anche delle obiezioni a questa legge, così ovviamente. Questa legge poi è stata di fatto, non di fatto, è stata confermata nella sua esistenza, nel suo impianto, dal decreto mille proroghe che ieri è stato, qui stiamo, non so se sbagliamo le date, il 20 di settembre, siccome questa trasmissione spero che venga vista anche in futuro su YouTube, oltre che in diretta, il 20 settembre è stata approvata dal Senato a conferma di quanto era stato già passato, di quanto era passato dalla Camera dei Deputati, quindi è legge dello Stato, il decreto è diventato una legge dello Stato. Nel mille proroghe c'è un emendamento che cambia alcune cose rispetto ad alcuni commi della legge 205, ma siccome li cambia vuol dire che sostanzialmente, questo è tecnicamente, poi entriamo nel merito, tecnicamente la legge 205 è stata confermata anche dall'attuale Parlamento e quindi fatta propria dall'attuale governo, perché non è stata contestata, perché l'emendamento riguarda soltanto alcune modifiche di attuazione, e poi parleremo dei dettagli. In particolare la modifica che è più visibile, che il decreto attuativo, quello che rende operativa una legge, doveva essere emanato entro il 30 di marzo, non stiamo qui a discutere del perché non è stato emanato dal governo che poteva farlo, quello precedente. Poi era stato in sede di emendamento al Senato, questo termine era stato spostato al 31 ottobre con lo scopo precipuo di capire se la legge veniva confermata o meno, e poi alla fine è diventata la data del 31 gennaio del 2019. Quindi la legge 205 nel suo impianto attuale è confermata. Il decreto attuativo della legge 205 con i suoi punti positivi e i suoi punti meno positivi dovrà essere emanato entro il 31 gennaio del 2019, quindi su questo è stato votato dalla maggioranza attuale di governo, e ci sono alcuni cambiamenti oltre a questo della data. Un cambiamento riguarda la possibilità di poter, per alcuni delle vittime, di poter essere liquidati teoricamente più rapidamente. In effetti, se la legge fosse stata, se il decreto attuativo fosse stato emanato il 30 marzo, questo problema non ci sarebbe stato, perché già sarebbe attivo e già tanti altri risparmiatori avrebbero attinto a questa legge. Comunque ne potranno usufruire, abbiamo fatto dei calcoli anche noi di Vicenza Più non contestati. In base a questo emendamento potranno in tempi ragionevolmente rapidi potranno avere un ristoro, un rimborso. Lo chiamerò anche rimborso, qualche volta, ma in effetti è un ristoro che, se fosse rimborso, non sarebbe ammesso dall'Unione Europea. Potranno attingere un rimborso per un ammontare, ecco, questo è l'altro punto interrogativo, per un ammontare del 30% di un lodo che già fosse stato emesso dall'ACF, e fino a un tetto massimo di 100.000 euro. Cosa vuol dire? Che alcuni potranno usufruire di questa legge da relativamente meno tardi di quanto non fosse possibile con il vecchio sistema, ma questi alcuni sono 83. Sono 83 vittime di queste banche, che sono quelli che oggi sono in possesso di un lodo dell'ACF. Ora, non vogliamo fare polemica, quindi diciamo che la legge, togliamo
non vogliamo fare commenti, ma questa parziale soluzione, questo minor ritardo, diciamo, è per 83 persone, quindi diffidate quando leggete che viene concesso questo rimborso a tanti che possono usufruirne subito e che magari se non si fosse fatto questo emendamento si sarebbero persi 25 milioni già stanziati per il 2018. Sono circa, da conti fatti, sicuramente sono 83 quelli che hanno un lodo per le due banche venete, non ci sono lodi per le 4 banche risolte perché era diversa la situazione. Sono 83, avevamo scritto 103, ma Banca Nuova e Banca Puglia non rientrano in questo conteggio perché non sono in liquidazione coatta, quindi 83. Da un conteggio potrebbe essere una cifra che varia tra gli 800.000 euro medi in tutto, per arrivare al massimo a 3 milioni. Quindi comunque sia, non stiamo parlando, se la legge fosse partita subito, entro il 2018 devono essere liquidati, rimarrebbero pochi, 25 milioni, quindi prendiamo atto di questo perché diciamo le cose come sono, è il nostro stile. Questa è una premessa un po' dovuta. Io faccio un cappello, considerando che ho seguito questa vicenda dal 2010, prima che scoppiasse il reale problema, perché Vicenza, la città sbancata, è un libro che raccoglie gli articoli che questa testata ha scritto nel 2010 per mettere in guardia i soci sulla situazione che stava, sullo tsunami che si stava manifestando. Neanche noi pensavamo che fosse così grave, ma poi ci siamo accorti, ma già dal 2010 mettevamo in guardia i soci dal non comprare e invitavamo a vendere, allora era ancora possibile, perlomeno sulla carta. Questa qui è la situazione a cui siamo oggi. Cerchiamo di percorrere delle strade di informazione. I prossimi incontri come questo erano aperti a tutti. Vorremmo invitare anche chi è completamente contrario a questa legge, ma ultimamente siamo stati oggetto di minacce, per cui se vorranno venire qui civilmente bene, se non verranno qui civilmente penso che non sia questo il luogo adatto per spiegare ai nostri utenti. Allora, partiamo dal socio, poi magari faremo questo cappello se dobbiamo un po' inquadrare il problema, poi andremo nei dettagli. Lei è socio reale, cioè ha parecchie azioni, tra virgolette, per un normale risparmio della Banca Popolare di Vicenza. Lo dico per inciso, lui qui oggi è come socio, ma siccome qui per noi non c'è PD, Lega, 5 Stelle, perché oggi invece di andare nel merito delle questioni si lanciano accuse, il decreto Baretta, no, 5 Stelle e Lega hanno promesso miliardi, ecco. Il signor Canale lo conosco da un sacco di tempo perché purtroppo è un socio reale che ha perso realmente dei soldi. Per sua scelta politica liberissima si è candidato alle ultime politiche alla Camera, collegio uninominale di Schio se non sbaglio, esatto, per i 5 Stelle, quindi massima ospitalità a tutti, perché io penso che i soci in questo caso dovrebbero essere considerati in quanto vittime di queste banche e non perché aderiscono a un partito liberamente piuttosto che a un altro. Quindi, ma lo dicevo per dire, qui non c'è PD, non c'è Lega, non c'è Forza Italia, non c'è 5 Stelle, ma lui è un socio che si è candidato per 5 Stelle. Allora, Luca Canale, rapidamente la sua situazione. La prendiamo come esempio, ecco. Se mi consente, devo dare la colpa a lei se ho comprato le azioni, perché le ho comprate un anno prima che lei cominciasse a uscire. Vabbè, comunque, detto questo... Cioè, invece di prendermi il merito che dopo, vabbè, ho capito, vabbè, è triste destino. Però, okay. No, io ho relativamente poche azioni, purtroppo però quasi tutta la mia famiglia è coinvolta, perché sia i miei genitori sia mia nonna, cioè siamo 3 generazioni praticamente che avevano messo dei risparmi in Banca Popolare. Ci sono delle situazioni sicuramente molto più gravi, molte le abbiamo conosciute nelle piazze, nelle riunioni con le associazioni, con lei, con gli eventi che ha organizzato, e adesso la situazione è veramente di grande attesa. Quando è andato su il governo giallo-verde, governo Lega e 5 Stelle, premesso, sì, mi sono candidato col 5 Stelle ma non sono stato eletto, quindi... No, non l'ho detto perché è una sua espressione di libera, certo. Lo dicevo per dire qui, la platea è variegata, non c'è... quello che dico lo dico sempre a titolo personale, assumendomi ogni responsabilità. No, lei sta qui personalmente, era per dire, qui non c'è un partito, però c'è, guarda caso, un socio fregato delle 5 Stelle, si è candidato ma esprime liberamente le sue opinioni. Come ha già anticipato lei,
C'è stato un grande entusiasmo quando è andato sul governo, il nuovo governo. È stato ancora più entusiasmo quando il presidente Conte ha ricevuto alcune associazioni di soci truffati. Il rimborso dei soci è previsto nel contratto di governo, quindi nelle linee guida che si sono dati Lega e Movimento 5 Stelle per portare avanti questo governo, questa legislatura, quindi c'è una grande attesa per vedere un risultato. Il suo parere sulla 205? Allora, da socio. Considerando anche le possibili alternative, sì, no, che non ci sono oggi, però comunque considerando anche le possibili alternative. Allora, una prima osservazione è che la 205, la legge approvata, il cosiddetto decreto Baretta, richiede di dimostrare comunque la violazione degli obblighi in fase di sottoscrizione e collocamento di strumenti finanziari. Ora, secondo la giurisprudenza e secondo quantomeno alcuni professionisti che io ho contattato, questo potrebbe limitare la platea degli azionisti, dei soci che sono oggetto di che sono passibili di rimborso, solo a chi ha acquistato azioni dal 2007 in poi. Credo però sia più una questione di interpretazione, l'interpretazione che dovrà avvenire poi sul regolamento che ancora non abbiamo. Lei ce ne ha mostrato un'anteprima che però non è mai stato emesso purtroppo. Le assicuro che quello è il regolamento che è stato approvato dal Consiglio di Stato. Benissimo. Le mie fonti mi dicono questo. Benissimo. Però e non è stato mai contestato questo documento. Non è mai stato promulgato. Neanche promulgato. Non è mai stato promulgato. E può essere cambiato fino a che non verrà. Certamente. Per citare la notizia di oggi, degli anticipi per chi ha già un lodo all'arbitro delle controversie finanziarie. Bene, è un anticipo, chi ha già stabilito il proprio diritto è giusto che abbia un anticipo, però lo consideriamo appunto un anticipo. Mi aspetto un intervento ben più consistente in sede di manovra finanziaria di quest'autunno. Credo che sia anche per questo che è stato spostato il limite al 31 gennaio, per dare il tempo di inserire nuovi fondi e emettere regolamenti un po' più specifici nella finanziaria di quest'anno. Io poi dopo qui ne esprimerò pure il mio parere a riguardo, ma adesso approfittiamo per fare un primo giro di tavolo. Lei dice la 205 c'è, ha dei limiti, per esempio lei ne evidenziava uno che è più facile immaginarlo applicabile per chi ha sottoscritto azioni dopo il 2007, che però si potrebbe anche interpretare in maniera più estensiva. Esatto. Giusto? Poi ne parlavamo prima di cominciare a partecipare a questo incontro, diceva anche che dovrebbe essere più esplicito il fatto che possono beneficiare dalla 205 anche chi già ha aderito alla offerta pubblica di transazione, no? Beh, ma perché si capisce abbastanza, no? Era già previsto. Si capisce. No, siccome alcuni dicono non va bene la sì, 205 perché limita gli anni, lei mi dice è più chiaro dal 2007 in poi, ma potrebbe essere interpretata anche per prima. Cioè, le stesse persone dicono esclude chi già ha avuto aderito alla transazione. Lei mi conferma che la lettura corretta non è questa, che comprende chi già ha avuto la transazione, defalcando quando hanno già incassato, chiaramente. Mi sembra ovvio. Ok, va bene. E fa un'obiezione, così facciamo un po' di focalizzare, fa un'obiezione sul fatto che c'è un obbligo, tra virgolette, di dimostrare di essere stati vittime di un raggiro per insufficiente o mancata informazione. Ecco. Io direi, approfittiamo di questo, magari ci focalizziamo su questo senza allargare il discorso, poi tanto abbiamo modo di allargare. Fulvio Cavallari, lei oltre che responsabile di Ato Subef Veneto è anche avvocato, quindi magari mette insieme le due cose. La linea che sta seguendo Ato Subef, che è una delle associazioni che fanno parte del Consiglio Nazionale delle esatto, e comunque è un legale, quindi quando parla ha anche un certo vincolo deontologico. Prego. Ma francamente questa obiezione del limite al 2007 io è un po' che la sento circolare, e la sento circolare in ambienti diversi rispetto al parere anche di altri professionisti. Quello che però vorrei cercare di capire è qual è la ragione di questa obiezione, perché nel testo della legge il limite al 2007 io sinceramente non lo vedo. Io non ho mai letto una data. Io non lo vedo. Questo limite del 2007
adesso devo andare per ipotesi, perché abbiamo di fronte un socio che obiettivamente sta cercando di capire quello che gli viene riferito magari da altri professionisti. Devo interpretare quindi il parere di un professionista che non ho di fronte e che immagino abbia parlato con il signor Canale. E l'unica diciamo problematica, che però non è una problematica di diritto, ma forse di prassi, è quello del recupero dei documenti che riguardano diciamo la sottoscrizione delle azioni. Perché? Perché se si va indietro nel tempo, oltre i 10 anni, si dice che la banca non sarebbe più tenuta alla conservazione di questi documenti. Ma questo è un limite che non è insito nel testo di legge. Qui dobbiamo fare chiarezza su questo punto. La legge non dice io metto uno sbarramento al 2007. Infatti una data non qui lo non è dice fatta, assolutamente. non dice per quelli dal al. Non lo dice assolutamente. Se Parliamo della legge, non parliamo del decreto attuativo. La legge è legge, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Non mette uno sbarramento al 2007, assolutamente. La legge dice, caro socio, sei stato oggetto di violazione del testo unico intermediazione finanziaria in fase di sottoscrizione e collocamento, hai conseguentemente subito un danno ingiusto. Bene, per accedere al fondo devi far valutare la tua posizione da un'autorità competente, che in questo caso era indicata come ANAC, poi e valutare se effettivamente sia andata così. Avvocato, io qui leggo dalla legge, quindi non leggo dalla bozza di decreto, che il danno ingiusto è riconosciuto con sentenza del giudice, ma mi sembra che riguarderebbe soltanto un caso, perché esatto, oppure con pronuncia degli arbitri, quello a cui accennava lei, in ragione ecco, questo è il punto centrale, della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza prevista dal testo unico. Quindi questo è io scusi, cerco di intervenire ogni tanto per cercare di renderci comprensibili tra commi, e lui diceva c'è questa possibilità, cioè la legge forse limitativa, ma dipende dall'interpretazione, giusto? No, lei mi dice l'interpretazione può essere più larga di quella, perché non fissa un limite, c'è una prassi più di altro. Non è una questione. Allora direi, scusi un secondo, avvocato, e direi che potrebbe essere uno spunto per dire, visto che il decreto attuativo non è ancora emanato, quindi può essere modificato, quella bozza che noi da soli abbiamo presentato, prendendoci insulti per questo, si potrebbe lavorare le associazioni, i soci, gli avvocati, per fare in modo che questa ipotesi di vincolo di anno venga a decadere con un decreto attuativo che vada a precisare meglio, ad allargare il più possibile questa maglia. Allora, fermo restando che nella legge stessa, scusi scusi, approfitto un po' perché comunque chi non avesse il testo può andare su vicenzapiù.com, digita legge 205, ricerca e trova anche quello che è il testo. Siccome in un passaggio si dice anche che si ha diritto a un ristoro, io continuo a usare il ristoro per evitare quegli equivoci con l'Europa, che comunque viene commisurato sostanzialmente al danno effettivo ricevuto, che è rapportabile sostanzialmente a quanto uno ha speso per le azioni più le rivalutazioni degli interessi. Questo fa presupporre anche che probabilmente se si spinge in quel senso l'interpretazione può essere più larga, perché non si dice dalla al per le azioni acquistate da 40 euro fino a 62 euro. Quindi secondo me se i soci fossero tutti compatti nel perseguire l'obiettivo di avere indietro la maggior quantità possibile di denaro speso, quello speso, non quello teorico, altrimenti saremmo palesemente non sostenibile, questa interpretazione potrebbe essere. Quindi io lo prendo come messaggio: lei non vede vincoli legali, per chiarezza spingete perché anche l'ipotesi venga eliminata da un decreto attuativo che sia più permissivo. Posso permettermi una breve replica? Dunque, ipotizziamo che il socio non abbia più la documentazione in casa, ma abbia semplicemente l'ordine. Sì. Uno va in banca e dice: bene, tiratemi fuori copia di tutta la documentazione. La banca risponde: scusa, ma io non ce l'ho perché sono passati 10 anni. Benissimo, allora non c'è il cosiddetto contratto quadro. Non è mica una cosa da poco.
Se tu banca non riesci a tirar fuori il contratto di negoziazione di strumenti finanziari, il contratto è nullo. è tutto nullo. Quindi voglio dire, è un'arma a doppio taglio quello che viene utilizzata in questo caso dalla banca. Questo passaggio è importante, È questo non ci ho pensato, cioè se manca il contratto è nullo. Perché se io vado, sei vittima. Secondo l'articolo 23, anche questa è un'altra lacuna che ecco, molti va riempita. Allora, l'articolo 23 del testo unico intermediazioni finanziarie, che è della legge 98/58, dice esplicitamente che i contratti che riguardano gli strumenti finanziari devono avere forma scritta. Allora, o c'è la forma scritta ed è reperibile e stanno in piedi anche gli ordini d'acquisto, o non c'è la forma scritta. Allora, se nessuno riesce ad esibire uno straccio di documento in forma scritta, che è il contratto di negoziazione, quelli che hanno praticamente in carico le azioni se ne possono tornare in banca e dire: senti banca, non hai il contratto in forma scritta, neppure io ce l'ho, adesso mi ridai i soldi, io ti ridò le azioni anche se sono carta straccia. E questa è giurisprudenza pacifica, è testo di legge. Quindi quello che è stato obiettato fino adesso, francamente, diciamo, sono obiezioni che sono abbastanza lacunose di per sé. Ma comunque noi, devo spingermi anche oltre, avevamo anche suggerito un'interpretazione, come diceva prima il direttore, un po' più ampia. Più semplice da capire. Avevamo detto, benissimo, se questo è il problema, introduciamo una deroga al testo normativo, no? Che è possibile ancora modificare, Sulla detenzione. dicendo, benissimo, guardate che la banca risponde anche nel caso di violazione degli obblighi di informazione a posteriori, ovvero sia successivi al momento della sottoscrizione del collocamento, e che ci sta tutto in questo caso qui, perché gli illeciti, in questo caso, come sottolineava giustamente il direttore, molti illeciti sono avvenuti dal 2010 in poi, moltissimi illeciti. Quelli su cui sta indagando la magistratura, perché certamente, si parla di illeciti già addirittura nel 2001, ma quelli su cui sta indagando la magistratura. Se noi andiamo o con il regolamento, se possibile, o variando il testo di legge, andiamo ad incidere dicendo: guarda che, cara banca, tu paghi anche per la violazione degli obblighi informativi a posteriori, che è una norma tipica delle gestioni di portafogli. Quindi introduciamo nell'ordine d'acquisto una variante che è un po' anomala, sotto questo aspetto, ma qui ci può stare perché è una frode di massa. Ho capito, la fermo così andiamo. Sì. Perché, allora, messaggio, non c'è poi dopo passiamo la parola a Patrizio. Non c'è nessun anno fissato nei commi della legge 205. Assolutamente. Il decreto attuativo in bozza consente un'interpretazione più ampia. Siccome il decreto attuativo deve essere ancora emanato, questo non impedisce, anzi incoraggerebbe di chiarificare questo punto. Secondo me quest'anno la sua lettura mi sembra tecnicamente corretta, che mi sono fatto un po' di esperienza anche legale nel frattempo, e nasce la stessa lettura che hanno dato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Ci scuserà chi ci vedrà se nomineremo più spesso queste due banche che sono più attinenti al nostro territorio, ma anche molte di queste cose valgono per le altre 4 banche risolte che comunque fanno parte di questa platea. È nata quando le due banche venete hanno proposto la transazione che, proprio in base alla disponibilità dei documenti eccetera eccetera eccetera, era per i soci dal 2007 fino a una certa data, quindi forse andrebbe risolto quell'equivoco di fondo. Io aggiungo una cosa, però magari mi risponde nel prossimo giro. Siccome è vero che il rimborso o ristoro va riconosciuto a chi è stato male informato eccetera eccetera, è anche vero che se fosse, e non c'è da nessuna parte, un limite temporale, è anche vero che chi dopo il 2007, ripeto, non c'è quel limite, ma se ci fosse poteva benissimo vendere, perché era ancora attivo il fondo acquisto azioni proprie ed era attivo un mercato abbastanza consistente a cui hanno attinto 22.000 persone, se non sbaglio, anche per importi consistenti. Se avesse saputo di uno stato di problemi tra la banca da una certa data in poi, siccome era ancora possibile venderle, se avesse saputo, quindi se fosse stato correttamente informato, mi fermo a questa frase qui, poteva vendere, cosa che non ha fatto, pur avendo azioni precedenti, perché per tutti, per i giornali, ma soprattutto per gli organi ufficiali della banca andava bene. Quindi secondo me, se ci fosse la volontà reale, che torniamo alla volontà, se ci fosse la volontà reale di riparare un danno che è legato alla cattiva gestione delle banche, ma anche ai mancati controlli, secondo me lo Stato potrebbe tranquillamente, avrebbe il dovere di interpretarla in maniera ampia, perché non c'è la data, ma seppure ci fosse, anche chi dopo il 2007 non ha venduto perché era convinto che la banca fosse la migliore del mondo. Non so se è un'osservazione peregrina oppure... No. Patrizio Miatello,
Io so che lei ci tiene a farlo sapere, lo dico io così evitiamo discorsi lunghi, tra le varie polemiche che ci sono intorno a lei, che comunque è un animatore di una parte del movimento. L'accusa è che lei non è azionista, no? Allora, ho verificato, signor Miatello, per quanto possa sembrare, se fosse quell'obiezione, allora qui dentro io non potrei parlare perché non sono azionista, l'avvocato Cavallari, pur essendo giornalista, l'avvocato Cavallari non poteva parlare soltanto del canale. Allora, vi assicuro che dai libri visti il signor Miatello ha un'azione. Anche le sue aziende avevano azioni alla moglie, però io direi, lo dico che lei è azionista, perché qualcuno dice che non è azionista, ma secondo me è completamente irrilevante, perché un'associazione tutela i propri associati perché è giusto farlo e non perché è anche lui una vittima, altrimenti si potrebbero tutelare in prima persona soltanto le vittime che andrebbero allo sbaraglio, senza qualcuno che ha la freddezza di aiutarli senza essere direttamente coinvolto. So che voleva dirlo, l'ho detto io per lei, così superiamo questo argomento. Lei anche ieri, così la dirò, anche lei diventa un tecnico, lei era un imprenditore, forse non lo sapete, il signor Miatello era imprenditore, era titolare con la sua famiglia di un'azienda abbastanza grossa di trasporti, che è andata nelle pesti anche per la questione delle banche. Quindi ecco, poi magari un giorno raccontiamo anche la sua storia personale. Non è soltanto indipendentista, venetista, associazione, è una persona che ci ha rimesso anche in termini aziendali. Questo verificato, ve lo confermo. Lei ieri, così ci avviciniamo a tornare all'argomento, è ancora stata una volta, a spese sue penso, dell'associazione, a Roma per verificare, ieri sì, 20, dico ieri, ma se qualcuno ascolterà altri giorni, oggi è il 21 settembre quando stiamo registrando, ieri 20 settembre è stata a Roma per vedere come andava a finire il discorso dell'emendamento. E lei mi ha mandato un messaggio dicendo hanno approvato l'emendamento così com'è, sostanzialmente l'informazione aggiuntiva è che l'impianto della legge non è stato toccato, se non in quei peggioramenti, comunque in quelle modifiche. Ieri è tornato, oggi che sta qui, la battaglia ancora, si può ancora fare o è una battaglia persa? Ma io diciamo che ieri ho avuto una giornata che mi ha sollevato moralmente, perché questa vicenda diciamo triste delle banche, lei ha sottolineato il discorso che io sono socio, ma con poco, ma ho tutta la famiglia, tutti gli amici, tutti i parenti che non mi hanno ascoltato nel 2011 e si sono incastrati. Quindi questa vicenda triste che da azionisti, perché ricordiamo che la cosa più drammatica era che le persone che avevano accantonato i loro risparmi in quote di una cooperativa erano stati trasformati in azionisti, e questo vedesi che tutti fino a 29 di settembre 2017 tacciavano queste 200.000 persone in speculatori azionisti, cosa volete. E allora aver visto il concetto è che chi compra azioni sa che corre un rischio, di conseguenza ne ha i vantaggi se va bene e ne ha gli svantaggi se va male. Non passava il concetto che il socio delle popolari era un socio di una cooperativa che metteva lì i suoi risparmi fidandosi che fossero ben tenuti, no? La drammaticità di questa vicenda è stata anche quella, perché uno oltre ad aver perso i soldi ha perso anche l'onorabilità nei confronti dei figli, della moglie, cioè, quindi si era creata tutta una situazione disastrosa. Fortunatamente, combattendo assieme ai risparmiatori, assieme alle associazioni, siamo riusciti a rifare tornare la verità, che quindi azionisti trasformati, risparmiatori trasformati in azionisti, soci trasformati in azionisti, e che in realtà sono risparmiatori vittime di questa colossale truffa di massa. Ripeto queste parole perché dobbiamo ricordarci che fino a novembre 2017, prima che venisse la commissione d'inchiesta parlamentare, che tanti dicono che non ha fatto niente, ma il dato, quello più importante, è che la commissione d'inchiesta parlamentare ha potuto verificare quello che noi abbiamo chiesto il 4 ottobre 2017, quando abbiamo incontrato Casini, il vicepresidente diciamo della commissione. Abbiamo detto: vi preghiamo,
controllate che questa sia stata una truffa colossale di massa. Non potete liquidare, non può essere liquidata questa, diciamo, devastazione economica con qualcuno che dice ma erano azionisti, non capivano niente. Questo è devastante, è umiliante. Benissimo, la commissione d'inchiesta è riuscita, tutta la politica, perché questa vicenda ha unito tutti, ed è questa la cosa eccezionale che io ho sempre urlato, ed è vero, perché quando qualcuno di destra, sinistra, centro, all'unanimità, anche in commissione d'inchiesta, riesce a dire effettivamente, constatare, verificare che questa è stata una truffa colossale di massa che ha creato vittime e che poi lo ha tradotto nel Parlamento in una legge votata all'unanimità, che ritorna e ridà il profilo vero di quello che era stato portato via, che era l'onorabilità, la moralità dei risparmiatori, a cui gli è stato portato via tutto, e erano stati cancellati col decreto 99. E questa è la vera. Ieri io ho visto che c'è la voglia e si è capito che quello che è stato fatto prima non può essere tacciato o dimenticato per un discorso strumentale politico. Io ho visto che è tornata la voglia di prendere quel percorso, quindi mantenere la legge, andare a verificare le criticità, cosa che avevamo sempre detto, perché la legge... Ho capito, adesso la interrompo un secondo perché ha spiegato abbastanza bene, poi visto che qui non abbiamo messo l'acqua, ci siamo dimenticati, così la faccio recuperare anche un po' di rabbia, un po' di tensione, passione, esatto. Sì, anche se lei considera che i danni che stiamo continuamente subendo noi, perché veniamo attaccati per il semplice fatto che ci permettiamo di informare, di questa è la cosa. Comunque questa è l'Italia. Allora, ci sono dei timori di limiti. Questi timori di limiti possono essere superati, sono superabili o in termini proprio di legali, come diceva l'avvocato. Timori di limiti, parlo del socio, possono essere superati o già così come sono dalle norme esistenti, o ancora più semplice, basta che nel decreto attuativo si vada a precisare che la platea non è quella che qualcuno vorrebbe limitare, poi parliamo anche di questo, ma è quella reale di chi realmente ha sottoscritto azioni o non le ha vendute, io aggiungo, perché pensava che fossero nella famosa Musina, no? Io non sono vero, ma ho capito che Musina è salvadanaio, e salvadanaio, se qualcuno non lo rompe sta lì, magari non cresce, però perlomeno non si perde quello che c'è dentro. E lei ha detto, ha riscontrato nel Parlamento, nella Camera, ha riscontrato, io sarei un po' meno passionale, nel voto perlomeno, la volontà al Senato si scusa. Io dico, ma c'è stata anche la Camera, perché il Senato ha praticamente approvato quello che era la versione che era arrivata alla Camera dal Senato precedente, perché questo era il terzo passaggio per approvarlo. E lei ha riscontrato, io direi dal voto, non perché le parole sono sempre un po' volano, no? Che c'è questa volontà di mantenere questa è la rivoluzione, che finalmente viene riconosciuto che, chiedo scusa, stiamo parlando con degli altri, non fra di voi, allora faccio un po' il direttore, se così almeno sappiamo qualcosa, abbiamo un po' di migliaia di persone, sono sicuro, poi lo vedremo, ha detto, questo è vero, è la prima volta che se si va in fondo, io aggiungo un se, si va fino in fondo, viene riconosciuto che un risparmiatore che è vittima di informazioni artefatte ha diritto, in base anche alla Costituzione, perché l'articolo 47 tutela il risparmio, a essere rimborsato. Questa è una legge dirompente perché afferma un principio: tu non puoi truffare chi non è in grado da se stesso, perché lo sta speculando, se investi in borsa lo so, furbo o stupido, lo so, ma se non investi in borsa io devo essere tutelato dalle leggi dello Stato e dall'applicazione delle leggi dello Stato. Questo mi mette, perciò dico se, perché il dubbio che ho io, ma questo è un dubbio non riscontrato, ma è che il sistema, questa cosa che noi oggi nel mondo globalizzato chiamiamo sistema, che non c'ha né nome né cognome, ma che è più forte di tanti, non voglia, sistema finanziario, non voglia che passi questo concetto: se ti truffo ti devo pagare.
Quindi, perché non dimentichiamoci che poi queste crisi che sono esplose per le banche popolari venete sono latenti per altre banche, e quindi non auguro niente, ma non vorrei che si fosse far passare il principio che io faccio il manager di una banca, mi faccio chiamare banchiere anche se non rischio niente, perché i banchieri una volta erano quelli che rischiavano, poi se va male i problemi non sono miei, io mi prendo anche i bonus, no? Sono di voi che avete creduto a quello che vi ho detto. Questo è rivoluzionario in termini proprio, è una prima situazione in cui di fronte al mondo finanziario globalizzato il singolo, il risparmiatore, potrebbe essere, dico, uso del condizionale, tutelato di fronte a questo mostro che è il sistema. Purtroppo è allora, stata una faticaccia dimostrare, dimostrare la cosa più semplice. Ma adesso siamo positivi. Non sono San Tommaso, ma voglio vedere. Allora, non sono né Tommaso né Santo. Allora, siamo alla legge 205. In uno Stato di diritto le leggi andrebbero applicate. Non dimentichiamoci. Cioè, si parla di onestà, no? Onestà è anche applicare le leggi. Per essere applicate serve un decreto attuativo, con fatica è nata la legge, con fatica ancora non è nato il decreto. I passi fatti possono far sperare che con un piccolo passo indietro da Aragosta, intanto rimborsiamo 83 persone, si parte con qualcuno da rimborsare e poi si possa... È un principio. Partiamo da questo punto qua. Prima, e vediamo poi di arrivare in fondo. Prima Luca Canale faceva riferimento al fatto che questo governo nasce non da un accordo politico, e questo lo stiamo scoprendo noi, nasce da un contratto di governo che paradossalmente in un mondo così confusionale in cui si parla e si prende voci, si prendono voti in base alla pancia, no? Un contratto dovrebbe essere ancora più importante, perché io fisso i punti su cui mi devo mettere d'accordo per andare avanti. Poi degli altri parliamo e ci confrontiamo, ma su questi mi sono già confrontato e ho raggiunto un accordo sottoscritto, così forte che è sottoscritto e che impegna i contraenti. I contraenti sono Lega e sono Movimento 5 Stelle. Leggo un passaggio del contratto di governo, contratto sottoscritto, quindi perlomeno impegna i due partiti che sono la maggioranza e hanno la maggioranza per farsi valere. Dice, io ho scritto articolo punto 23 del contratto di governo, lei mi dice Patrizio che questa è la versione del giorno prima, il punto 5, però la frase è la stessa. Sì, sempre quello. Poi correggeremo sul sito, ma la sostanza non cambia. C'è scritto in questo contratto di governo, non ipotesi, per far fronte al risarcimento dei risparmiatori espropriati, tra virgolette è scritto qui, si prevede anche l'utilizzo effettivo di risorse, come da legge vigente, la 205, provenienti da assicurazione e polizze dormienti. La platea dei risparmiatori che hanno diritto a un risarcimento anche parziale deve essere allargata anche ai piccoli azionisti delle banche oggetto di risoluzione. Il contratto di governo che ridica lo stimabilissimo Massimo Bidongi della Lega, sottosegretario senza deleghe al MEF, perché Tria le deleghe se le tiene, non perché Bidongi non le meriti, e l'altro stimabilissimo sottosegretario Alessio Villarosa, sottosegretario al MEF senza delega, perché Tria se le tiene le deleghe, non perché Villarosa non le meriti, possono dichiarare quello che vogliono, dovrebbero dichiararlo attenendosi al contratto che dice dobbiamo rispettare e incrementare la legge vigente. Questo lo dico a chi non vuole ascoltare. Quindi quando si parla di Lega e 5 Stelle che vogliono fare diversamente, la Lega e la 5 Stelle hanno firmato un contratto che prevede che la legge esistente sia quella vigente e che questa vada semplicemente dotata di più e allargata come platea. Questo lo dico perché parliamo di fatti. Quindi questa è una cosa importante, ringrazio Canale di averlo ricordato come contratto di governo. Oggi è arrivato, ho detto questa è una serie di trasmissioni che faremo, saremo un po' più lunghi del previsto, ma è arrivata siccome inviteremo più personaggi, magari Luca lo terremo spesso come ostaggio perché è la vita vissuta, no? Poi se vorrà venire qualche altro, perché è anche concreto, lui spesso mi ha aiutato anche nel capire meglio qual era il problema delle banche, no? Di queste banche. Mi ha mandato una lettera Riccardo Federico Rocca, che è un fiscalista, un commercialista dello studio Rocca di Milano. Stasera 21 la pubblichiamo su vicenzapiù.com
quindi non la leggo tutta, ma ci sarà la versione integrata, in cui mi dice, leggo la parte finale, e fa riferimento al fatto che nonostante ci sia questo contratto di governo che dice che la legge vigente è da 205, nonostante che la legge 205, come dice in premessa, dovrebbe risarcire una platea ampia di persone di vittime non informate, c'è chi spinge per accontentarsi di qualcosa a tutti. Leggo la frase finale e prende come buona una delle promesse dei due sottosegretari, di cui prima, di Bitonci e Villarosa, di dotare questa legge, invece che dei 100 milioni, che sono pochi, di dotare di 500 milioni. Oggi questo governo del cambiamento purtroppo ha prodotto un rimborso sicuro per 83 persone. Non ce lo dimentichiamo, che vanno anche pesati i fatti, no? Con le promesse anche Zonino era bravissimo a promettere. Qua dice, purtroppo, dice Riccardo Federico Rocca, purtroppo preti e aspiranti liderucci politici non sanno far di conto, perché se il detto ammontare, cioè i 500 milioni, sarà suddiviso fra tutti gli oltre 200.000 azionisti, lui fa riferimento ai soci della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. A ciascuno non toccheranno in sorte nemmeno 2.500 euro, perché 500 milioni diviso 200.000 mediamente fa 2.500 euro. Un importo davvero mortificante e finanche offensivo per chi è stato davvero truffato e del tutto irrilevante per chi ha ereditato le azioni dal nonno che le aveva acquistate, per un esempio. E concludo con una frase, poi vi invito a leggerla, che dice che siccome questi 500 milioni laddove fossero concessi, quindi vuol dire bypassando il concesso fondamentale del 205. Un altro concetto chiaro 205 che fa riferimento per i fondi a cui attingere è alla legge 266. Lo dice la legge 205. Questi fondi, pochi, li prendiamo dalla 266. Ma dopo, sì, sto facendo una premessa. Questa legge 266 prevede che i soldi che vengono attinti, che sono nel cassetto dei fondi dormienti, possono andare a ristorare questo tipo di danni. Lui dice, se fosse soltanto 500 milioni come promesso da alcuni, scusi, a me interessano i fatti, non le opinioni. Se fosse 500 milioni soltanto, sarebbe 2500. E attenzione, siccome sarebbero così poco quelli, nessuno dei 200.000 sarebbe contento, tutti si lamenterebbero, probabilmente i politici diranno, ma visto che ne facciamo scontenti 300.000, visto che stiamo cercando soldi per la flat tax, allora tanto vale che non diamo neanche questi. Luca Canale. Beh, intanto quei soldi dei fondi dormienti non possono essere messi da un'altra parte. Primo perché c'è già un fondo su cui sono stati depositati e dal quale attinge questo fondo della legge 205. Quindi non è così automatico che si possa spostare da una parte all'altra. Ho studiato. Dal 266, da cui attinge il 205, ha subito evoluzione nel tempo. Allora, i due destinatari dei fondi dormienti, i fondi dormienti sono i conti correnti dormienti che per 10 anni non sono stati utilizzati e per altri 10 anni non sono stati rivendicati, lo stesso vale per le polizze dormienti e per altri strumenti finanziari dormienti. Ad oggi, poi lo vediamo, ad oggi a bilancio dello Stato esistono al 2016 1.574 milioni di conti correnti dormienti, una cifra abbastanza consistente. Quei soldi, perché io non sono né santo né Tommaso, ma voglio vedere prima di credere, quei soldi possono essere destinati, in base al 266, a chi ha subito reati finanziari, quindi per questo motivo la 205 fa riferimento, ma anche ai bond argentini, ma quello è un discorso che è stato chiuso ormai, e poi con estensioni successive per la social card e per la ricerca. Oggi è stato utilizzato poco, ma siccome lo Stato può legiferare, può anche dire che quei soldi possono andare ad attività sociali, che so, il reddito di cittadinanza e così via. Quindi io ci sarei un po' cauto. È sicuro che la legge 205 oggi attinge i fondi dormienti, però non c'è scritto da nessuna parte che li prende tutti. Esatto. E questo vorrei e se c'è nel frattempo qualcuno, poi Patrizio ti cita la sua opinione, che dice ma ve ne diamo 500 e fine lì, allora mi preoccuperei, non sarei così tranquillo. Giusto per finire il discorso, comunque, e anche per completezza, chi fa parte adesso del perimetro compreso nella legge 205? Tradotto dal gergo legale che viene usato nella legge,
sono i soci, che sono persone fisiche, delle banche che sono state messe in liquidazione coatta amministrativa o in risoluzione dal novembre 2015 fino al luglio 2017. Esatto. In sintesi sono le 4 banche dell'Italia centrale, l'Etruria, Cariferrara, Banca Marche, Carichieti, e le 2 popolari venete. Carichietti, Carichietti, giusto? Chiedo scusa, Chieri sta in Piemonte. Sì. non facciamo fallire pure quella, se c'è. No, magari ce n'è qualcun'altra che hanno messo in liquidazione nel frattempo, può essere. Sì, vabbè. Ora, il totale dei soci di queste 6 banche sono circa 350.000. 740.000, sì, giusto, corretto. Non è detto che tutti abbiano diritto di un risarcimento, perché intanto le persone giuridiche sono escluse da questo provvedimento. Esatto. So che ne hanno parlato a livello governativo di utilizzare altri strumenti per le persone giuridiche, sì, però allora. noi parliamo dei cittadini e dei piccoli artigiani e così via, no? Giusto? No? Quindi persone fisiche. Persone fisiche che devono comunque avere o una sentenza passata in giudicato, una sentenza da un giudice, ce n'è soltanto una, oppure avere un lodo arbitrale favorevole. Ora, nella legge viene previsto un tribunale arbitrario, un arbitrato gestito dall'ANAC. Io sinceramente preferirei che si riaprissero i termini. La legge non dice, non fissa, sembra che dice lodo arbitrale, un nuovo lodo arbitrale, un nuovo lodo. Però, si indicava l'ANAC. Però comunque l'unico perché per le 4 banche no, non è per quello, è perché per le 2 popolari venete è rimasto l'unico accessibile, perché l'ACF non ha più accettato le... Perché è liquidazione qua. Perché è liquidazione. Esatto. Se fosse riaperta la strada dell'ACF sarebbe probabilmente più facile, più agile anche, più agile sicuramente, anche perché adesso non tutti i 200.000 o possono aver diritto, possono avere diritto, ma non tutti neanche andranno a farlo. Certo. Una buona parte penso proprio di sì, ma non tutti lo faranno. Se vengono informati. Se vengono informati correttamente, chiaramente. Grazie per il correttamente. Non lo prendo per me, ma diciamo, devono essere informati e correttamente. Comunque avere l'ANAC in questo caso, l'ACF o altri tipi di lodi arbitrali potrebbe servire a spalmare il carico di lavoro e a rendere più efficiente questo rischio che diceva Rocca, che visto che sono d'accordo con Patrizio che non debba essere accettato, già sono d'accordo perché lo so cosa vuol dire. Parlare. Sì, tocca al terzo, il turno, no? Qui siamo democratici, non siamo mica Preducci o Liderucci, aspiranti Liderucci, no? Siamo peggiori magari, no? Però non siamo né Preducci né aspiranti Liderucci. Allora, né preti né aspiranti Liderucci. Allora, se fosse vero che qualcuno pensa di chiuderla con 500 milioni senza più attingere ai fondi dormito, attingendo a quello ma bloccando la possibilità che vengano rifinanziati continuamente come attualmente prevede automaticamente la legge, perché il ministro del Tesoro, il ministro dell'economia a esaurimento fondi, ricordo un altro passaggio fondamentale, fa un rapporto in Parlamento e dice sono finiti i soldi. A quel punto, caro Parlamento, che fai? Allora posso immaginare che se qualcuno è stato rimborsato e gli altri no, forse i parlamentari si muovono di conseguenza. Ma se fosse vero questo ragionamento, mettiamo 500, però sono così pochi che nessuno se ne è contento, lui dubita, questo commercialista, dubita che, visto che sono 300.000 scontenti, tanto vale che non li diamo neanche quei 500 milioni e li mettiamo nel cassettino vuoto della flat tax. Ma se vogliamo parlare... È un timore o è una se vogliamo parlare del lato politico, dobbiamo contare anche chi effettivamente si è mosso, cioè quanti effettivamente si sono mossi. Non abbiamo visto 300.000 persone in piazza, pochissime purtroppo. Abbiamo visto molti mal di pancia, abbiamo visto una mobilitazione sì consistente in termini numerici per il Veneto, ma non abbiamo visto le folle oceaniche sicuramente, né alle assemblee né alle riunioni. Questo è vero, Patrizio, questo è vero. Questo è, perciò io dicevo, l'appello mio sarebbe, però andiamo avanti subito, passiamo a Fulvio e poi dopo a Patrizio, e il mio appello è questo qua, visto che mi sento parte in causa perché da anni che ne parlo, tutto nella legge, tutto nella legalità, però se i soci non fanno sentire la loro voce e in piazza ci vanno in 100 o in 500, ma anche chi dice 1000 o in 2000, non si conta nulla.
perché poi i politici fanno i conti sulle manifestazioni pacifiche, e fin dall'inizio il Veneto non ha scelto questa strada, ha come per il timore di essere preso in giro perché ho sbagliato a mettermi, comunque sia, le piazze affollate le abbiamo viste 2, 3, 4 volte, qualche volta il movimento di Don Torta insieme a Ugone e qualche volta le associazioni che seguono Patrizio Pignatello, perché questo è un dato di fatto, no? Però non abbiamo visto le folle tali da dire oh ragazzi qui mi preoccupo, mentre quelli che aspettano la flat tax e quelli che aspettano il reddito di cittadinanza sono veramente tanti, e questo è un timore, cioè che di fronte a rimborsi, ristori di chi ha i suoi soldi li ha messi in una banca pensando che fosse una cooperativa in cui venivano tutelati, non riabbia i soldi prima che giustamente anche altri attingano a dei soldi per, non sto entrando nel merito delle due normative, flat tax e reddito di cittadinanza, penserebbero giusto di averle. Questo è il timore, che se non, il messaggio che comunque penso che dovrebbe unire tutte le associazioni, Patrizio, lo dico a lei perché altri sentono, è che tutti dovrebbero essere uniti per trovare dei punti fondamentali e focali per dire siamo tanti apparentemente, ma siamo molto meno di altre platee, per cui rischiamo di essere stritolati. Avvocato. Questo è più un discorso politico che non pratico. Sì, certo, no? Più che tecnico e politico. Uno scenario abbastanza fosco quello che dipinge Rocca, perché se dovessimo fare un punteggio, diciamo, in termini strettamente politici o di matematica politica, purtroppo il rischio c'è. Allora, o quantomeno si potrebbe assistere addirittura ad un seguito dell'emendamento parlamentare che abbiamo vissuto in questi giorni al 30%, che magari confluisca nella legge di bilancio e dire per non fare scontenti proprio tutti diamo un 30% a tutti fino a 100.000 euro, ma allora, e diventa quello che è anticipo, diventa quello che è interpretato come anticipo. Luca, lei parla di anche questo qui è interpretato come anticipo, da nessuna parte sta scritto che è un anticipo. Allora a quel punto lì si smentirebbe, diciamo, tutta l'attività che noi stiamo facendo anche in questi giorni, che invece ci confermano, almeno a livello parlamentare, ci confermano che la volontà è quella di andare verso il ristoro integrale. Questo è quello che ci viene detto costantemente. Ecco, una domanda, la faccio a lei e poi la faccio subito dopo a Patrizio, si può agganciare a questo. Siccome qui parliamo di risorse, io penso che poi alla fine, se voglio credere al governo, perché noi cittadini abbiamo l'obbligo, possiamo contestare il governo, ma dobbiamo anche credere agli atti del governo, no? Dobbiamo rispettarli perlomeno. Se il governo nel contratto ha detto dobbiamo utilizzare la legge vigente e ampliarla, io voglio credere che al di là delle difficoltà, al di là delle contrattazioni, al di là del fatto che oltre a questa promessa il governo attuale di promesse ne ha fatte altre anche più consistenti, debba trovare i fondi, che poi alla fine, ecco, secondo me il nodo centrale è la grande conquista è far identificare questi soci con risparmiatori, e sono d'accordo con Patrizio. La rivoluzione è che a un risparmiatore da cui si sono presi dei soldi, ma che è stato gabbato con promesse false, debbono essere restituiti i soldi. Questa è una rivoluzione, non è una modifica, che è la prima volta in ambito finanziario che succederebbe, dico ancora succederebbe, perché lo voglio vedere, in tutto il mondo non c'è questo principio. Quando la Lehman Brothers è fallita, amen, no? Quindi voglio dire, è mondo capitalista, io per carità sono per la libera impresa, se serve basare il rischio è rischio e se lo beccano, però ovviamente non pagano chi ti fa correre un rischio. Questo è tutto giusto, però alla fine secondo me il punto nodale è quanti soldi servono realmente per poter riconoscere, io dico un aggettivo, perdonami Patrizio, il giusto ristoro ai soci vittime. C'è un conteggio. Noi abbiamo un conteggio, così i soci che hanno, i soci risparmiatori, io li chiamo soci risparmiatori, no? Che hanno aderito all'offerta pubblica di transazione della Banca Popolare di Vicenza e di Velobanca, che tra l'altro hanno aderito pensando che la banca avrebbe continuato a vivere e quindi anche teoricamente, non solo anche le loro azioni, anche se ridotte a pochi centesimi, potevano nel tempo riguadagnare, hanno aderito sostanzialmente a un rimborso, a un ristoro del 15%, no?
15% in un caso, 9 euro in un altro, ma Sempre sostanzialmente il 15%. 15%. Sostanzialmente era quello il criterio fissato dalle due banche. Nell'ipotesi, non dimentichiamoci che anche quelli hanno subito una truffa, volenti o non è, perché così tu accontentati di poco, ma comunque ti conservi le azioni, e siccome le banche continueranno, magari nel tempo, 10 anni, 20 anni, queste azioni qua riprendono un valore. Quindi il ristoro è: ti do il 15% più ti tieni le azioni che potranno rivalutarsi nel tempo. Non è trascurabile questo aspetto qui. Sulla base di quello hanno accettato il ristoro questi, e perciò è giusto che vengano, come la legge riconosce, vengano compresi in quelli ancora da ristorare per quota parte. Ma dicevo, mi sono un po' perso perché è complessa la materia, non è complessa. Ecco, quanti sono? Avete fatto una stima, Adusbef e Associazione Zio Terzo Onara, che poi comunque parla con le altre associazioni che sono sostanzialmente favorevoli compreso Adusbef, alla legge 205. Quanti sono i possibili, ipotizzabili numeri che riguardano quanti potrebbero chiedere questo ristoro e che importi servirebbero per soddisfarli? È difficile, però facciamo dei numeri, che magari è un numero che nessuno ha, anche se è previsionale, perché sappiamo quanti erano i soci. Sappiamo quanti sono stati rimborsati in parte, se mi aiuta a ricordare Patrizio, quelli 80.000 tra Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, esatto. Quindi erano 118.000 soci di Banca Popolare di Vicenza. 200. Concentriamoci sulle banche venete, perché le 4 banche del centro vanno considerate, però loro avevano essenzialmente dei rischi concentrati sulle obbligazioni, e quelli in qualche modo sono stati risolti da un'altra legge. Non è proprio perché Banca Etruria era quotata in borsa, quindi, però comunque le leggi attuali siccome per me è più facile ragionare con le vedete perché ho i numeri in testa, no? Diciamo che 80.000 circa hanno aderito all'offerta pubblica di transazione, che era limitata al perimetro 2007 quindi in poi, su 110.000 circa 118.000 Banca Popolare di Vicenza e 88.000 quindi circa 220.000 soci. 80.000 hanno avuto un anticipo, chiamiamolo così. Quanti possono essere quelli che realmente andranno all'incasso se questa legge diventa veramente... Io volevo fare un attimo, però partiamo dai punti. Sì. Allora, quello che è stato fatto ieri 20 settembre, 20 settembre, io voglio contrastare questi continui attacchi a dei miglioramenti. Quando è partita la legge era partita con 50 milioni, poi 100 milioni e ora 500. La legge non è una promessa di 500. No, ma però quello che noi dobbiamo capire, ci sono 83 persone che vengono, che iniziano, questo è un'aggiunta, quindi è stata migliorata, quindi quello che è stato detto a livello politico sta per essere mantenuto. È normale che chi aspetta vuole subito, però diciamo quello che c'è. La legge è stata migliorata, è stata aggiunto. Posso tradurre? Ho capito cosa dici, scusi. Aggiunto, quindi c'è in più quello, in più dell'ANAC, in più della sentenza. Quando abbiamo parlato prima, io poi l'ho seguito anche a Roma. Secondo me, attenzione, lei, io penso che poi mi correggerai se sbaglio, lei interpreta cosa sto dicendo. Intanto perché non è aggiunta, era compreso. No, aggiunta. Scusa, no, questi erano compresi quelli della CF, già erano compresi dalla General Lotto, già ce l'avevano. Lei penso che voglia dire, perché me l'ha detto, non perché sto mettendolo in bocca, che comunque il passo avanti consistente, che comunque si comincia a liquidare qualcuno. Intanto crea un principio. Perché secondo me non sono stati aggiunti, perché nella legge già rientravano quelli nel loto, quindi quelli che avevano il loto già rientravano. Però la procedura comunque è aggiunto. No, io prenderei come positivo il fatto che a un giorno X il signor Caio prende quello che quell'anticipo, dice lei, no? Quindi ecco, noi come associazione abbiamo sempre detto che l'ACF non era esecutivo, quindi non abbiamo nessun interesse. Però la cosa positiva, abbiamo le cose positive. Questo è un dato positivo, ma soprattutto questo conferma la legge vigente, quindi conferma tutto l'impianto. Sì. Allora, se confermano questo, il cambiamento totale è su andare a pescare in quel pozzo dei conti dormienti che non sono da ieri scusi, sono da d'accordissimo. tanto. Torniamo alla mia domanda, che lei ha chiarito perfetto.
Secondo lei, non secondo lei così, mi rendo conto che è complicato farlo. Quanti? Però secondo lei, e poi Fulvio ci dà la sua opinione, quanti che qualcuno si è stufato, no? E non chiederà niente, qualcuno purtroppo è passato a peggior vita o miglior vita, non lo sappiamo, quanti saranno e per quali importo presumibili, in modo da poter aiutare anche il MEF a dire vedi che l'esigenza è quantizzabile in questo. Gli strumenti ce li avrebbero loro se volessero, non basta attingere al libro soci, agli anni e agli importi. Ma se guardiamo quello che hanno fatto le associazioni in questo periodo, sono veramente minime le persone, perché su 220.000 persone chi è veramente attivo, come diceva Fulvio sarà prima, 10.000 persone, quindi il fallimento è totale anche delle associazioni, compresa la mia, perché non siamo riusciti a comunicare, perché sarebbe gravissimo, attenzione, che sarebbe gravissimo che ci fossero i soldi e non c'è la gente che va, perché magari non viene informata, perché la gente non è vero che non partecipa, la stampa non ha informato, il governo non ha informato, sì, i governi non hanno informato. Il problema è che la gente è sfiduciata perché sa quello che altri non si sono resi conto, che la giustizia non funziona, che qua alla fine bisogna... Cioè, hanno capito probabilmente più di altri e quindi non si muovono, non hanno soldi da spendere, quindi la gente probabilmente è stanca perché la vicenda ha portato a stancare le persone. Quindi secondo il mio punto di vista, io dico, se ci sono 500 milioni, quei 500 milioni, il 60% tornano in Veneto circa. Quel 60% sono dei soldi che comunque rigenerano attività. Tornando a quello che dicevo prima, bisogna che da parte di tutte le istituzioni ci sia la forza di dire noi dobbiamo andare a prendere i conti dormienti. Primo, perché i soldi che sono stati tenuti da questi sistema bancario devono essere utilizzati in qualche maniera. Secondo, ed è questo il cambiamento vero che è stato dimostrato ieri, che non è che il governo dice lasciamo perdere come è stato fatto finora. Quei conti dormienti non è giusto che se uno soffre danni comunque. No, e non è neanche giusto che se uno lascia là i soldi, le banche o le assicurazioni legittimamente se li tengono. Questo è un grande interesse pure quello. E questo è un interesse mostruoso. Allora, noi guardiamo i piccoli passi, però nella vita si comincia sempre dalle piccole cose, almeno mio nonno mi ha sempre insegnato. Noi dobbiamo vedere lato positivo, perché sennò cominciamo che chi diceva che la legge era una schifezza. Allora, questo è un dato di fatto. Le persone, siccome i soldi ci sono, perché noi dobbiamo invitare la politica, che non esiste che loro neanche ci pensino a dire 500 milioni, perché sarebbe la vittoria di un sistema che ha tradito e tradisce nuovamente, e sarebbe una cosa mostruosa e non sarebbe il cambiamento che tutti noi ci aspettiamo. Noi ci aspettiamo che le banche tornino a fare le banche, che la politica faccia politica, che i giornalisti facciano i giornalisti e non che se uno fa il giornalista riceve pace. Questo noi dobbiamo dirlo noi primi e dobbiamo pretenderlo, però dobbiamo essere i primi a dirlo. E questo è in ballo, direttore, cari amici, è in ballo il futuro nostro. Il governo del cambiamento è un cambiamento che deve essere sperato, preteso, aiutato da tutti, perché se noi non cambiamo è chiaro. Ecco, io quello che dico, attenzione, la legge aveva dei difetti, avevamo detto a tutti quanti miglioriamola, facciamola. Quante battaglie abbiamo fatto con le associazioni, con il PD? Io mi hanno detto che sono il PD, che guerre abbiamo fatto? Abbiamo fatto di quelle guerre. Il PD ha una responsabilità, non ha pubblicato quel decreto. Cosa grave è che hanno pubblicato il decreto di trasferimento degli NPL e là non sa niente nessuno. Questo è importante. Io, siccome lei me l'ha ricordato, diciamo, allora, gli NPL, però poi chiudiamo con spieghiamo un po', perché chi sente NPL, tutti questi termini che sono quasi da tecnici, no?
quello che faceva notare Patrizio Miatello è questo, e io ho usato un suo spunto e l'ho usato in un mio articolo onestamente, a volte rubo le informazioni, faccio questo lavoro per cercare anche di raccogliere le informazioni e trasmetterle, poi ognuno è libero di mandare altre informazioni, di contestare. Mentre il decreto attuativo della legge 205, che è nel programma di governo, questo lo vorrei ribadire a chi dice che il governo del cambiamento farà altre cose, se facesse altre cose non rispetterebbe il contratto del cambiamento, che è applicare la legge 205 e estenderla. Questo è il contratto di governo, non è altro. Allora, detto questo, gli NPL sono un altro macigno sull'economia veneta e di altre zone, perché queste banche hanno venduto azioni anche in altre zone. Lei dice il 60% di Veneto, eccetera, eccetera, quindi 40% in altre zone per quanto riguarda le venete. Gli NPL sono 18 miliardi di crediti deteriorati, quindi di crediti in sofferenza, che sono passati alla SGA che gestisce questi crediti con un unico obiettivo: monetizzarli a prezzi bassi, ma utilizzando anche le garanzie sottostanti a quei crediti, a quei debiti, crediti per le banche ma debiti per chi ha sottoscritti. Le garanzie, non dimentichiamo, in parte sono nate anche erano anche le azioni che uno aveva sottoscritto, spesso aveva messo a garanzia, che non valgono più niente. Quindi detto in volgare, molti, si parla di 22.000 piccole aziende e di 41.000 privati, 22.000 piccole aziende e 41.000 privati che oggi non risultano come messi male, ma che rischiano di perdere la casa, il capannone e quello che hanno, perché hanno contratto dei debiti sperando che le garanzie che hanno messe, essenzialmente le azioni o altro, valessero qualcosa. Questo è un altro dramma incombente. Lei ha detto una cosa, l'ho spiegato per spiegare NPL, no? Attenzione, la sua contestazione è: alcuni stanno mettendo i bastoni fra le ruote al decreto attuativo della 205, che è confermato dal contratto di governo. Nessuno si è sognato di fare obiezioni al decreto che ha consentito di cedere 18 miliardi di debiti di 22.000 più 41.000 di 63.000 entità, di cui gran parte venete. 107.000 posizioni. Sono decine di migliaia, così poi i numeri sai a volte ballano, comunque sono decine di migliaia, che siano 50.000 o 100.000 cambia per carità, certo. Ma parliamo di situazioni grosse. Nessuno ha obiettato che venissero cedute a una società che poi a sua volta le venderà a qualcuno che ci farà business, e inguaiando ulteriormente altra gente. Nessuno ha obiettato, nessuno, neanche questo è un problema che spesso ricorda Alfredo Bellugo, che dice: attenzione, oltre lui ha detto l'altro giorno, l'abbiamo intervistato, sarebbe normale che in uno Stato di diritto i risparmiatori truffati prendessero indietro i loro soldi. È abominevole, che quello dovrebbe essere normale, non potrebbe essere neanche discusso, e invece avete lottato per far passare il concetto. È abominevole che chi ha sottoscritto debiti basando su garanzie incrociate a questo punto venga ridotto sul lastrico completamente, azzerando non solo le situazioni familiari ma anche l'economia, logicamente, perché l'interlocutore adesso non è più una banca in cui uno può andare e dire: cara banca, sto messo male per qualunque motivo, cerchiamo di capire i problemi, un po' le azioni, un po' nel mercato, rimoduliamo il debito, te lo pago, quello che si chiama concordare i tempi del rientro. I rientri non sono più possibili, o si paga o si subiscono pignoramenti. Questo è gravissimo, grazie per avermelo ricordato. Ecco, e nessuno si è opposto a quello che io dico è questo. Allora, noi stiamo passando da una vicenda che ha creato danni morali, economici, a una vicenda che, se non viene alleviata, che non si viene bloccata subito, e questo, per quello io ho sempre detto, ho sempre urlato: non c'è tempo all'attuazione di questo fondo, perché questo fondo generalmente tutti i privati, quindi sulle 200.000 persone, perché attenzione, c'è una piccola percentuale che ci ha anche guadagnato, certo, dei soci, però i 220.000 soci, i 200.000 soci sono stati soci che gli è stato portato via tutto. Questi 200.000 soci, il 90 o 80, facciamo 70%, garantiscono attività. Con quei soldi garantivano i fidi. Di queste 200.000 persone ci sono 120.000 posizioni sulla SGA.
il fondo che sta arrivando, siccome stanno già facendo dei decreti ingiuntivi, perché noi fin tanto che parliamo bla 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 bla, la gente gli portano via le aziende. Casa. Cioè, no, quando noi abbiamo 27.000 posizioni, ho io, delle 2 che sono state passate ad SGA, che queste qua sono là in balia, che non si sa niente, nessuno gli dà più credito. Hanno gente, cioè 20.000 aziende che hanno 10, 20, 50 persone, ma ci rendiamo conto? Per quello io ho sempre pregato tutti, per quello io non dormo alla notte, perché io qua c'è il futuro di tutti. Allora, oggi c'era sul Gazzettino la gente che chiama il servizio inoltre, ma quelle non sono fantasie, questa è un'emergenza sociale ed è questo, lo eravamo riusciti a far capire a tutta la politica. Quindi il problema di detenere le azioni o non detenere, ma se l'hanno capito tutti che è stata una truffa colossale di massa, avete messo l'ANAC, bene, l'ANAC non funziona, se c'è la volontà politica, l'hanno dimostrato, perché dobbiamo fare solo dire qualcosa per perdere tempo? Il tempo non c'è, non gioca se noi non ce la facciamo a sconfiggere questo sistema, che è un sistema finanziario speculativo, che da anni, allora la politica ieri e sta facendo deve essere supportata, perché questa è l'unica soluzione dai conti dormienti che si sono appropriati. Bene, utilizziamo, mettiamo in supporto a chi è stato danneggiato, quindi diamo un ristoro da mettere subito fiducia e andiamo a vedere subito questa problematica, perché SGA è dello Stato. Lei dice che non la faccio parlare, poi alla fine di questa trasmissione farò il conteggio dei minuti che io e lei abbiamo occupato, siamo quelli che hanno occupato più tempo. Allora, nel senso basta. Siccome qui sorridiamo, ma c'è un dramma, e io ringrazio chi è presente perché stiamo raccontando con passione, ma stiamo dicendo cose che sono riscontrabili, liberi di pensare diversamente, ma noi parliamo di documenti, di leggi, di emendamenti votati, non parliamo di, anzi ci siamo bisticciati sui 500 milioni promessi, piuttosto, però parliamo di numeri. La legge 205 prevede di attingere fondi dalla 266, che sono i conti dormienti, i fondi dormienti, i conti correnti più polizze. Attualmente il dato certo è che ci sono 1 miliardo e 574 milioni da cui questa legge potrebbe attingere, più le polizze dormienti. Per legge ogni anno si dovrebbe conoscere l'ammontare che si aggiunge, ma non so perché in Italia le leggi si fanno e poi non si rispettano, perché la stima che viene fatta, me lo ricordava l'avvocato Cavallari prima, è che a questo 1 miliardo e 564 milioni esistenti ufficialmente stanno in un cassetto, che poi sono le banche, è un dettaglio non importante, non poco importante. Ci sono quelli dell'ISVAP, delle assicurazioni, loro parlano di 900 milioni, prendiamo 900 milioni, qui sono più di 2 miliardi e mezzo che sarebbero destinabili a certi scopi, diciamo certi scopi, che sono quelli previsti dal 205. Sono numeri, non sono opinioni, no? Quindi la 205, aggiungo, a questo punto con gli emendamenti approvati nell'ambito del decreto Milleproroghe, poi che siano un passo avanti consistente, però rimane un fatto, sono d'accordo su un fatto, si comincia a pagare qualcuno, perché il primo che viene pagato smuove anche gli altri nel diritto di dover essere pagati. La legge 205, con tutti i perfezionamenti che possono essere ancora fatti, perché quando verrà emesso quel decreto famoso ci potranno essere dei miglioramenti interpretativi, e se fossero nell'ottica di quelli di cui stasera abbiamo parlato e magari di altri che possono venire fuori, ben vengano. Ecco, questa legge fa parte del programma di governo sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle. Questo hanno firmato Salvini e Di Maio, e Conte è tenuto a rispettare. Ricordiamo l'ambito, no? E anche Tria. Sì, ma il trio, io dico Conte che è il Presidente del Consiglio, non ho detto Salvini e Di Maio vice premio, ho detto Salvini capo politico della Lega, Di Maio capo politico, su questo termine anche se ne usate uno diverso, del Movimento 5 Stelle, e Conte che è il Presidente del Consiglio. Posso aggiungere? Non faccia finire un secondo. E tutta la minoranza? Non mi interessa. Va benissimo che la minoranza può stimolare, però il governo
anche se la minoranza fosse contraria, ha il dovere di rispettare il contratto che ha sottoscritto. In questo contratto c'è questo impegno. Quindi non dicessero chiedo scusa, non dicessero cavolate. Io vorrei. Volevo far chiudere lei, perché sono quello più maltrattato. Quindi, ma è fondamentale, come si blatera di promesse. La legge 205 è programma di governo. Chiuda lei, faccia un po' una sintesi. Sì, andiamo ai numeri. Allora, per le due non diamo i numeri in senso generico. Andiamo ai numeri. Allora, dalla commissione d'inchiesta regionale del Veneto, i numeri che emergono di questo crack di massa sono 19,7 miliardi di euro tra le due popolari. La platea dei risparmiatori coinvolti è di circa 210.000 persone. Sappiamo che di queste 210.000 persone circa il 67% ha aderito alla transazione al 15%, mentre invece la restante parte delle persone hanno seguito l'associazione dei consumatori o comunque, diciamo, la possibilità di instaurare dei giudizi e delle controversie. Questo è il panorama, i numeri sono questi, non si scappa. Però c'è un altro dato di cui bisogna tenere presente e che forse non tiene in bene conto il dottor Rocca. Nel contratto di governo, giustamente viene richiamata la 205. La 205 non dice affatto, signori, le porte sono chiuse, esauriti 100 milioni. No, anzi, l'ho ricordato prima. Allora, quello che praticamente il ministro del Tesoro dell'economia fa un rapporto al Parlamento. Allora, andiamo al DPCM attuativo della 205 che è stato illustrato. Andiamo ad analizzarlo e, sorpresa l'articolo 5.2 c'è scritto esplicitamente: il fondo di ristoro corrisponde al ristoro finanziario agli eventi di diritto entro i limiti della dotazione finanziaria fino al suo esaurimento. Secondo il criterio cronologico previsto dal comma 6 articolo 4, gli importi dovuti non ristorati per esaurimento della dotazione finanziaria, in caso di rifinanziamento del fondo, sono corrisposti d'ufficio dal gestore. Il che significa che è previsto lo spirito della legge 205 è quello di rifinanziare. Allora, sempre. Allora, a questo punto, come diceva giustamente lei, il direttore prima, l'ho detto, ma lei l'ha sottolineato meglio. La scelta diventa politica. Allora, abbiamo una legge che tiene aperte le porte al rifinanziamento, abbiamo una platea di risparmiatori molto vasta che si aspetta per le promesse elettorali e per il contratto di governo fatto di essere ristorati. Bene, quindi le condizioni e le premesse per arrivare ad un ristoro integrale di tutti quanti ci sono. Se poi ciò non dovesse avvenire, diventa una scelta politica, diventa una scelta di campo, diventa una scelta elettorale. Ma io posso sinteticamente concludere asserendo che se 3 senatori del PD sono rimasti a casa alle ultime elezioni, credo proprio che la platea dei risparmiatori che non è andata in piazza si sia fatta sentire nelle urne. Sì. Io ho questo vago sospetto. Ora non vorrei. Non ha fatto confusione, ma ha messo la voce o non l'ha messa. Io non vorrei. Sono 3 persone che io ho conosciuto. Ma lei parla di Veneto. Certamente. Sì. Sono 3 persone che io ho conosciuto, ho stimato e ho apprezzato, con le quali ho anche collaborato. Ma ahimè hanno commesso un grande errore strategico. È stato un errore di impatto tremendo per il PD. E questo io vorrei sottolineare. L'errore qual è stato? Strategico. Perché non puoi fare un DL 99 la domenica di 25 giugno, pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale, soddisfando, diciamo, le esigenze, come diceva qualcuno, di correntisti, sportellisti, dipendenti e prepensionati. Fai un errore strategico. E l'errore strategico, prima o poi... Il decreto 99 era quello che ha conferito a €1 le 2 banche, la parte buona delle banche a Banca Intesa. Fai un grande errore strategico che nel medio e lungo periodo tu paghi. Lo paghi. Allora, se il Movimento 5 Stelle dovesse ripercorrere quel solco, ahimè, Temo lo pagherà. Nel senso che qui in Veneto la gente non va in piazza perché il Veneto ha una sua dignità. Non è una persona che trascina le folle, diciamo, con i forconi, come magari vorrebbe fare qualcuno, nelle piazze, facendo e brandendo. È un ragionamento che ho sentito anche da qualcuno del Movimento 5 Stelle che si meravigliava di questo fatto, come non abbiamo visto le piazze piene. Ci sembra strano, non è successo da rivoluzione. È il DNA del Veneto, sì. Ma è il DNA del Veneto che è così. Però il Veneto, quando va nella cabina elettorale, la croce la sa fare? Lei dice, la allora voglio dire, se qualcuno è rimasto a casa, mi pare che questo dimostri il fatto che alla prossima tornata elettorale, se qualcuno non mantiene le promesse che sono nel contratto di governo e che sono scritte nella legge 205, rimane a casa.
molto concreto. Allora, Luca Canale, visto che è il socio, io dico che tecnicamente e politicamente ha fatto una sintesi, penso, convincente l'avvocato Cavallari. Patrizio, ho capito, ho imparato a conoscerlo, no? Abbiamo un po' vari, che da una parte deve mostrare entusiasmo per i passi avanti, perché vuole essere ottimista anche per incoraggiare le persone, però è questo nella sua nella prima parte dell'intervento precedente l'ha detto, no, stiamo andando meglio, però io mi ricordo anche la parte finale al suo merito, che ha detto attenzione, non c'è più tempo per aspettare, quindi Patrizio è ottimista e sta ancora da Veneto, no? Io non sono veneto, anche se di adozione comincia a essere, dal 92 sono a Vicenza e faccio battaglie. Orgogliosamente Veneto. Ma anch'io, perché se io faccio battaglie qui su Vicenza Più, non orgogliosamente le faccio mica per la Campania o per il Lazio, lo faccio per il Veneto, che è una parte importante della nazione. Quindi io credo ancora all'Italia, nonostante i miei figli che stiano all'estero, e credo che il Veneto possa essere un momento, come è stato un propulsore, non deve neanche subire. Quindi io le mie battaglie, lo ricorderei a chi mi critica, le faccio su Vicenza Più. E io non sono nato a Vicenza. E le faccio per la gente di Vicenza e del Veneto. Lei è veneto. Ma io sono una persona che con tutti i suoi errori cerca di essere onesto e corretto quando spiega le cose. Poi dopo, perché gli onesti e i corretti esistono dappertutto, esistono anche in Africa, come esistono i delinquenti dappertutto. Non parliamo dei 49 milioni di euro che qualcuno darà indietro in 470 rate, se questa onestà del rispetto non mi sembra che sia. Io vorrei vedere se un industriale o se un cittadino condannato a pagare una certa pena la possa pagare in 400 e passarate per giunta senza interessi, tanto per essere, però non mettiamo in mezzo il povero Salvini che paga le colpe di Bossi, che però lui è ricandidato al Senato. Quindi anche voi, il 5 Stelle dovrebbe un po' fare una riflessione su queste cose qua, perché la croce poi si mette anche su certe cose, no? Perché onestà va benissimo, e sono contentissimo però applicare le leggi, ma applicare le leggi non favorendo qualcuno, perché se poi i partiti non ci si deve inchinare al potere dei partiti e poi si consente a uno di pagare una sanzione, una sanzione di 49 milioni di euro e di poterle pagare in 90 anni, che vuol dire che non verrà pagata, ma non perché non vogliono pagarla, perché non ci sarà più. Fra 90 anni che sistema ci sarà? Il procuratore di Genova, che è quello che indaga su Ponte Morandi, è quello che ha accettato questa soluzione. Questo non mi sembra un grande cambiamento, mi sembra un legalizzare le truffe organizzate. Detto questo, e non me ne voglio Salvini, spero che faccia bene, ma Bossi è un suo senatore, l'ha candidato lui. Allora, detto questo, Luca Canale, socio che sta aspettando, veramente una conclusione sintetica. Poi ci vedremo nei prossimi incontri. Sicuramente ci sono tanti altri fronti di cui discutere, non solo riguardo al procedimento di ristoro, ma riguardo i procedimenti penali, eccetera, eccetera, alle LCA, agli NPL, Banca Intesa, Banca Intesa che non bisogna dimenticarla, è sempre nei nostri pensieri. Ha detto l'avvocato, la 99, no? Che vuol dire che è stata regalata una banca, due banche a Intesa a €1 più cash. No, attenzione, certo. €1 più cash. Certo. Per me è un errore strategico. E quel cash, scusa se quel cash, chi pensa che quel cash che non sia influente se non per il bilancio dello Stato, che poi ognuno di noi ci metterà qualche euro, no? Ognuno di noi pagherà forse di tasse più dell'euro che ha pagato Intesa per comprarsi due banche. Però attenzione, quei 5 miliardi e 2 che oggi, che subito lo Stato ha dato a Intesa, per qualunque motivo, sono in prededuzione. Cosa vuol dire? Lo diciamo a chi ci ascolta, che chi dovesse insistere per fare costituzioni di parte civile, se pensa di trovare un ristoro etico, va benissimo, perché un giorno che qualcuno verrà condannato, chissà quando e chissà se, farà parte del gruppo che dice anch'io sto con la squadra che ha smascherato i truffatori, ma non beccherà un centesimo, perché, e non è un'opinione, io non sono avvocato, però consiglio di parte civile vuol dire, mi corregga se sbaglio,
che io entro nel processo perché io sono un danneggiato. Nel momento in cui il processo si completa al terzo grado, quindi primo grado, appello e Cassazione, e se a quel punto X anni, se non più di un decennio, c'è una sentenza di condanna, la condanna, se fosse per gli imputati, riguarderebbe la banca, le banche in questo caso, e alcuni imputati, perché sono 7 imputati per Veneto, per popolare licenza, 14, quindi adesso mi sfugge un po' il numero di Veneto Banca. A quel punto c'è qualcuno, lo Stato, che dice, la giustizia che dice, colpevoli di aver truffato. A quel punto chi si è costituito parte civile può andare a instaurare un procedimento di rivalsa per i danni subiti. Quindi intanto parliamo di qualcosa che è ipotetico se verranno condannati, ma supponiamo che vengano condannati. Fra 10 anni, non prima, qualcuno potrà dire vado a chiedere i danni a chi? Alle banche, se vengono condannate, e agli imputati attuali. Le banche dovranno rispondere con i loro beni e gli imputati dovranno rispondere con i loro beni. Mi allungo, ma questa è una cosa fondamentale, questa qui, secondo me. Gli imputati non mi sembra che singolarmente, a torto o ragione, abbiano degli importi tali per cui possono andare a rimborsare qualcosa. Le banche, nel caso in cui dovessero pagare, dovranno pagare con i soldi che incassano le banche in liquidazione. Da chi incassano i soldi in liquidazione? Dai crediti che vanno a recuperare tramite l'SGA e dai beni che stanno vendendo. Di quei crediti, non facciamo battute su quanto recupereranno, 5 miliardi e 2 in prededuzione andranno allo Stato. Quindi chi li fa fare costituzione di parte civile, se non per acquisire documenti, ma ne basta uno, o se non per una soddisfazione morale, sta compiendo sulle vittime un'opera di sciacallaggio. Mi sbaglio tecnicamente oppure no? Avvocato, non Adusbef, sì. Avvocato. Allora, tecnicamente potrebbe avvenire che in primo grado si liquidi con una provvisionale, dicendo fondamentalmente in sentenza con danno al risarcimento del danno. Ora però questo implica che il giudice penale difficilmente liquiderà in una somma predeterminata l'importo e quindi rimetta al giudice civile per la determinazione del solo importo, e quindi significa che tutte quelle persone che hanno fatto la costituzione di parte civile del processo penale all'esito della sentenza di primo grado, non bisogna aspettare la terza, con la provvisionale potrebbero adire un giudice civile. Questo però, allora dobbiamo però dire una cosa, abbiamo ovviamente costituite parti civili, Banca d'Italia, Consob, lo Stato, perché se anche loro sono parti civili, sì. Insomma, ci sono una serie di soggetti costituiti parte civile, perché e le risorse sono quelle che sono, che inevitabilmente porteranno a distrarre moltissimi denari. E in più 5 miliardi di sono in prededuzione comunque. Ecco, e allora a questo punto qui, la domanda che ci si pone qui, che mi pare che ci si pone, è quanto resterà effettivamente di questi denari che potranno andare nelle casse delle persone che comunque dovranno poi rivolgersi al giudice civile. Io temo, la mia opinione è pochissimi. Se non zero. Pochissimi. Quindi, allora, se questa è la prospettiva, è anche il motivo per il quale ho aderito con entusiasmo all'iniziativa Fondo alle Storie. Quindi io mi correggo, non bisognerà aspettare il terzo grado se il giudice in primo grado dovesse condannare e stabilissi una provvisionale. Poi parliamo di anni comunque. Comunque è certamente. Se stabilirà la provvisionale non sarà lui a determinarla, ma ognuno dovrà andare a fare ognuno singolarmente, perché in Italia non c'è la class action, non esiste. Ognuno dovrà fare un'azione civile presso il tribunale civile per chiedere il suo danno. Tra chi ha subito danni ci sarà Banca d'Italia, per quanto sia paradossale, Consob e lo Stato in assoluto, e quindi in più lo Stato ha una prededuzione di 5 miliardi e 2 e si stima che gli NPL verranno recuperati in 15-20 anni, perché l'SGA, quelli di Banco di Napoli, in una situazione economica più florida ci ha messo 20 anni per recuperarli. Io dico che forse ho sbagliato sul fatto del terzo grado, sicuramente ho sbagliato tecnicamente. No, ma non è errato, non è tecnicamente sì, no, se c'è la provvisionale, provvisionale, non è che però dico sostanzialmente che soldi secondo me non se ne trovano, perché dovrebbero recuperare la SGA più di 5 miliardi e 2, vabbè.
Luca, stava chiudendo, ma mi ha aperto questo fronte che era importante. No, concordo purtroppo con quanto ha detto l'avvocato Cavallari, scusi, sul discorso del processo penale, perché comunque c'è la prescrizione che incombe. Credo però che sia comunque importante che questo processo vada avanti. Assolutamente sì, perché anche, per la verità. Anche una condanna in primo grado potrebbe contribuire a fare sì che, non dico non succeda più, ma sia un po' più difficile che succedano più frequentemente queste cose. Quanto ai ristori, l'abbiamo detto in tutte le lingue, è nel contratto di governo, si sono impegnati a dare un ristoro, proposte sul tavolo ce ne sono tante. Non sono impegnati a dare un ristoro, sono impegnati ad applicare la legge vigente ampliandola. Ed è importante. Abbiamo visto alcune perplessità, le abbiamo chiarite. Prima è stato citato un errore strategico che ha fatto la precedente maggioranza. C'era un altro secondo me che hanno fatto, non emettere il regolamento prima di cambiare governo, perché ne avevano tutte le tempistiche e tutte le possibilità. Perché non l'abbiano fatto è qualcosa che bisogna chiedere a qualcun altro. Ma già, in parte hanno pagato con la X sulla scheda, quelli attuali perché non lo fanno ancora? Era la mia domanda successiva. Spero che le Lega e il Movimento 5 Stelle non facciano lo stesso errore. Ecco. 30 secondi per la parola che mi ha chiesto, però 30 secondi. No, meno. Allora, quello che avete detto, allora, Costituzione civile, chi ha fatto le Costituzioni civili in questo questa fase poteva aspettare a farle. Vabbè, questo ho capito cosa vuol dire. Bene, allora non è come purtroppo si pensa, i 5 miliardi in prededuzione lo Stato come minimo ce ne rimetterà 4, perché resterà 1 miliardo, quindi dovremo mettercene altri 4, perché dal decreto che io ho letto ieri, quello che non è stato bloccato e non è passato a nessuno, quello i crediti deteriorati andranno cartolarizzati al 10%. Ha detto giustissimo, non aggiunge niente, nel senso che lo sappiamo, quindi a me che recuperino 0 o che addirittura gli italiani devono pagare altre tasse per rientrare quei soldi, non lo so, mi interessa, penso che interessi un po' tutti poco. Chiudo con un aspetto, una annotazione morale, visto che sono forse un giorno verrò nominato cittadino onorario di questa terra, spero, se qualcuno nel frattempo non mi mena come già hanno provato a fare moralmente, ma no, io do messaggi su Facebook, attento che siamo in 5.000 e comincio a denunciare queste persone. Ho denunciato uno che mi ha proprio diffamato. Io non amo, ricevo generalmente, ricevo da Zonin, perché però io devo denunciare perché a me mi sta bene le opinioni, mi sta bene tutto, mi posso dire che sono incapace come giornalista, che non so scrivere, ma se mi toccano sull'etica, comunque le minacce alla stampa non sono ammissibili. Comunque noi tutti siamo con lei, anche se lei giustamente fa il suo lavoro, ogni tanto attacca. Ho messo in però se mi toccano la mia onorabilità, se attacco la mia professionalità, pazienza, se attacco la mia onorabilità personale, chi l'ha fatto ne dovrà rispondere. Detto questo, lei accennava, prima Fulvio accennava a un aspetto che è vero: il Veneto non è abituato, i veneti, il Veneto persona fisica non è abituato ad andare in piazza, assolutamente, e però ha dei luoghi in cui esprime la sua volontà, i famosi X sulla scheda elettorale, e finché c'è un sistema democratico che prevederà il voto, questo è uno strumento abbastanza importante. Richiede del tempo perché la piazza è più immediata. La piazza alcuni la usano per farsi pubblicità, no? Alcune associazioni, purtroppo bisogna dirlo, però poi il voto è quello che dice tu dentro, tu fuori. Quindi, e lui diceva alcuni hanno già pagato nel voto questo, se altri, Luca diceva altri potrebbero pagare se non rispettassero gli impegni. Io dico è giustissimo, per carità, siamo quelli che hanno sollevato i problemi morali su queste banche, per carità sarebbe opportuno che la parte giudiziaria vada avanti e magari dopo questi impassi iniziali che ancora non stiamo discutendo di accuse, stiamo rinviando
obiettando la legittima sospicione, cioè questo veto tranquillo che non va in piazza spaventa teoricamente gli avvocati di Zonin e soci che chiedono di spostare il tribunale, il giudizio a Trento, perché a Vicenza sono tutti contro di loro. Che sono contro di loro, non mi sembra che nessuno abbia fatto azioni violente contro Zonin, e non deve fare azioni violente contro Zonin e gli altri. Sono tattiche per perdere tempo per le prescrizioni. Io mi auguro che la procedura faccia il suo dovere, faccio finta di non ricordare che fino ad oggi ne ha fatto ben poco del suo dovere con entrambe le banche, e soprattutto con una, quella vicentina, perché ha usato 2 mesi e 2 misure con quella vicentina e quella di Veneto Banca, che lo faccia rapidamente, che si arrivi a un giudizio a cui noi dobbiamo credere, che dobbiamo rispettare, in cui se qualcuno ha sbagliato venga detto chi ha sbagliato e paghi il giusto, Sarebbe un errore gravissimo andare alle calende greche per o mandare in prescrizione o non emettere questo giudizio. Ma se al Veneto serve una giustificazione, una gratificazione morale, che non è economica, quella economica è quella che dipende, quella economica la decidono i politici, quella etica, questa legge la riconosce, perché nel momento in cui dice che quelli che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza deve essere rimborsato, vuol dire che a priori si può andare a vedere quanti l'hanno subito, ma riconosce che in quelle banche sono stati commessi, sono state prese è stata fatta esortazione a raccogliere risparmio sotto forma di azioni, creando un danno ingiusto per quegli obblighi. Quindi la condanna, questa legge è anche una legge etica, perché sta condannando quelli che hanno creato un danno a decine di migliaia di cittadini risparmiatori, che sono, gran parte quali sono veneti. Quindi questo qui nessuno lo va a sottolineare, ma questa legge ha tanti valori e condanna un sistema che ha lucrato sulla povera gente. Non la voglio chiudere sul mio comizio, quando parleremo altre volte. Io vi ringrazio, siamo stati più lunghi di quello che ci avevamo prefissati, però penso che chi arriverà fino in fondo forse avrà qualche informazione in più sui fatti, non sulle chiacchiere. Quindi questa è la cosa, e io concludo sperando che le associazioni, tutte, e gli avvocati, le associazioni facciano uno sforzo a trovare i punti comuni e non a esibire le proprie medaglie magari per altri obiettivi, potete anche togliere il magari, e che gli avvocati, che stimo professionalmente come categoria, ritrovino un equilibrio tra la giusta ricompensa del loro lavoro e la speculazione che molti di loro, alcuni di loro, poi andiamo a documentare alcuni nomi, hanno fatto sulla pelle di chi già è stato truffato, spingendoli ad azioni legali che comunque non hanno nessuna possibilità di un riscontro realmente positivo, se non puramente teorico, rimettendoci altri soldi oltre quelli che qualcun altro ci ha fatti rimettere. E si vorrebbe un richiamo etico a tutti. Noi giornalisti dobbiamo fare il nostro mestiere, i miei colleghi dovrebbero informare di più, perché su dell'emendamento passato, nella mille proroghe, non ha parlato quasi nessuno, neanche di quello. Del decreto non ne ha parlato quasi nessuno. Il quasi è di... E quando non dava il merito? Ma no, i colleghi giuristi devono fare il loro mestiere, gli avvocati dovrebbero fare il loro mestiere e le associazioni dovrebbero fare il loro mestiere, che è quello di tutelare e non speculare per altri fini. Noi ragioniamo su documenti, carte, leggi, ci auguriamo che vengano rispettate le leggi, la 205, che venga rispettato il contratto di governo, anche se io non ho votato né Lega né Movimento 5 Stelle, vorrei che questo governo si meritasse la fiducia che ha ottenuto rispettando il suo contratto, e che ognuno faccia la sua parte, e soprattutto facendo riconoscere che per la prima volta nel mondo verrebbe riconosciuto il principio che chi è stato truffato da istituzioni finanziarie debba essere risarcito. Io vi ringrazio, ma questa è una battaglia etica oltre che pratica. Grazie. Ringrazio tutti. Grazie a lei. Grazie direttore, buona serata.